Caro Ciccio, il dottor Doberman qui non c'è. Una lavagna con i codici per te. E appena entri ti confondi, non sai dov'è. Chiedi a qualcuno, ti risponde che non sa. Queste barelle in corridoio, ma perché? Non è un mercato, è solo un posto che non va. Dietro la porta, dove il tempo non passa mai. Guarda meglio, il dottor Doberman non sta qui. Non ha ville, né in colline né in città. Aspetta solo questo turno, se ne va. Non era questo che pensava tempo fa, quando i libri li portava anche in sofà. Caro Ciccio, ma la gente che ne sa, quando arriva ed aspetta come va, con un codice che dice tutto, niente più. Ma che succede? Tutta quanta mala sanità. Caro Ciccio, il posto letto non c'è più. Ha uno spreco, questo dice la TV. Eppure arrivi e non capisci cosa c'è. Tutta sta gente in attesa intorno a te. E se un giorno verrà il virus e ci dirà che non era tutta quanta mala sanità e ci ha costretto a chiudere tutta la città, chiamare eroi forse è solo falsità. Caro Ciccio, il dottor Doberman non sta qui. 6 milioni al metro quadro sono un sogno. Resta solo un orologio che sta fermo ed il minuto sembra non passare mai. Caro Ciccio, il dottor Doberman qui non c'è. C'è qualcuno che lavora solo per te, che ti ringrazia che comunque tu ci sei. Si accorge dai tuoi occhi che ci stai.